premio letterario di poesia Città di Olbia. È un onore accogliervi in questa serata dedicata alle parole, alle emozioni e alla cultura che ci unisce. Ringraziamo per prima cosa l'amministrazione comunale di Olbia. Mando i saluti dell'assessore alla cultura e vice sindaco Sabina Serra, che non può essere qui stasera, la responsabile della biblioteca Anna Uggias. Ringraziamo tutti coloro che hanno inviato gli elaborati per partecipare, la commissione che presenteremo nel corso della serata, il personale della biblioteca che ha reso possibile l'organizzazione e la realizzazione di questo concorso e soprattutto voi, il pubblico presente, che vi invitiamo, approfitto subito per invitarvi al rinfresco che ci sarà alla fine della cerimonia al piano terra della biblioteca in sala conferenze. Grazie infine a chi ci segue sul canale YouTube della Biblioteca Civica Simpliciana, dove siamo in diretta e dove il video potrà essere rivisto in qualsiasi momento. Il premio letterario di poesia Città di Olbia nasce per valorizzare la scrittura come strumento di dialogo e di identità. Ogni edizione è un invito a scoprire nuove voci e a riscoprire la forza delle radici culturali della nostra terra. Il concorso si suddivide in 4 sezioni: racconti brevi in lingua italiana, racconti brevi in lingua gallurese e logudorese, racconti brevi junior, poesie in lingua gallurese e logudorese. Questa serata si svolge sotto l'egida della Biblioteca Civica Simpliciana, cuore pulsante della vita culturale olbiese. Con oltre 60.000 volumi e una programmazione vivace, la biblioteca è la casa delle parole e delle idee della nostra città. La biblioteca vi aspetta ogni giorno come luogo di incontro e di crescita per darvi la possibilità di prendere libri in prestito, studiare, passare il vostro tempo libero e partecipare alle rassegne letterarie, presentazioni di libri e laboratori per grandi e per piccini. Quindi siete invitati a frequentare la biblioteca ogni giorno. Ok, va bene, molto bene. Adesso procediamo con la premiazione delle opere di questa edizione, iniziando dalla sezione A, racconti brevi in lingua italiana. La sezione è caratterizzata anche quest'anno da opere di autori di ogni angolo d'Italia e anche da fuori dai confini nazionali. I racconti finalisti infatti arrivano dalla Lombardia, dalla Sicilia, da Cagliari e addirittura dal centro della Spagna. La commissione per la sezione A ha selezionato questi 4 racconti. Il primo è Autobiografia urgente affinché Speranza non si scordi mai di me. Poi c'è Celeste, L'isola dei confinati e L'uturno di Nina. Prima di passare alla premiazione e alla proclamazione dei vincitori, passo la parola a Tania Careddu, Presidente della Commissione, che presento brevemente. Tania Careddu è sociologa, specializzata in comunicazione e linguaggio dei media, giornalista pubblicista, iscritta all'albo da 20 anni. Attualmente collabora con il quotidiano L'Unione Sarda. Precedentemente ha scritto riviste e settimanali nazionali, per riviste e settimanali nazionali e testate politiche, oltre ad aver svolto attività di ufficio stampa. Tania Careddu, a te la parola in qualità di Presidente della Commissione. Vuoi dirci brevemente qualche impressione sulla sezione A? Grazie Matteo. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono lusingata di presiedere questa giuria con 2 compagni di viaggio esperti che nel corso di questa avventura mi hanno anche insegnato tante cose nuove di queste nostre 2 lingue. E sono felice di vedervi così partecipi questa sera qui. Devo confidarvi che la lettura e la valutazione di queste opere è stata, oltre che molto appassionante, anche molto faticosa e molto impegnativa per la consistenza dei contenuti, per la serietà dei temi trattati e per la cura della scrittura di tutte le opere. Sono racconti accorati, ci sono tante voci espressive. Sono pagine scritte, secondo me ho avuto la sensazione che fossero pagine scritte senza mirare all'obiettivo del riconoscimento, del premio. Ho avuto la sensazione che le opere fossero proprio una creazione intellettuale necessaria per gli autori, una sorta di scrittura interiore. Delle opere finaliste spero di aver colto l'essenza con onestà. Grazie Tania. Adesso passiamo alla premiazione. Per la sezione A la menzione speciale, erano 4 racconti, c'è una menzione speciale.
Menzione speciale va autobiografia urgente affinché Esperanza non si scordi mai di me. Ed è l'opera di Santiago Casero González, che scrive da Alcázar de San Juan, che sarebbe una città del centro della Spagna, 100 km giù sotto Madrid, e che ci starà seguendo sicuramente su YouTube, in diretta non è potuto venire stasera. Quindi questa è la menzione speciale. Tania Careddu, che sto a favore di telecamera. Okay. Verrà spedita a casa, un ricordo della manifestazione. Passo la parola a Tania Careddu per leggere la motivazione della premiazione. Speriamo che l'autore ci stia seguendo da remoto. Sì, così ha detto. Allora, il racconto guarda al Ciao Santiago. Si chiama Santiago? Santiago. Ciao Santiago. Guarda il dramma della storia con gli occhi lucidi di un bambino, un racconto tenero e straziante sulla fine dell'infanzia, dei sogni e della speranza, affidata alla memoria di sua figlia Esperanza, persa tra le istantanee della vita del protagonista, quando, accusato di essere un montonero, guerrigliero peronista, Enzo viene buttato in una fossa comune dalla dittatura argentina. Un racconto illuminante sull'effetto della violenza, che annullando l'identità rende inesistenti anche gli affetti e accende l'angoscia di sparire per sempre dal ricordo degli amati. Adesso, grazie Tania, passiamo alla proclamazione del terzo posto. Il terzo classificato nella sezione Racconti brevi in lingua italiana è il racconto L'isola dei confinati di Clotilde Di Dio, che scrive da Calacibetta in Sicilia. Clotilde, sei in sala? Non è in sala Clotilde. È in sala Clotilde? Non è in sala. Ci segue da remoto? Ci segue da remoto, speriamo di sì. Tania, la motivazione. Con una scrittura delicata e toccante, le pagine raccontano una storia intima e ricordata vividamente nella storia italiana dimenticata della persecuzione fascista ai danni degli omosessuali, spediti nelle isole Tremiti, in quella di San Domino, pericolosi per la sicurezza pubblica, arrestati e condannati agli inizi del 1939 per salvaguardare il buon costume e la sanità della razza. Confessione coraggiosa, il racconto è un sussurro di dolore per l'inenuttabile solitudine degli amori nascosti e confinati e un grido d'amore per la fragilità umana. Grazie Tania, complimenti a Clotilde. Passiamo al secondo posto. Il secondo posto della sezione A, Racconti brevi in lingua italiana, è il racconto Celeste di Elisabetta Antichi, da Cagliari. E qui Elisabetta. Abbiamo Celeste. Buonasera. Prego Elisabetta, viene con il premio. Sentiamo la motivazione da Tania e poi passiamo a due parole da parte dell'autrice. In tutte le culture sono i riti e le feste a fermare il corso del tempo. In Celeste è il Natale, in un'intermittenza di retrospezione e prolessi che non interrompe la sequenza di immagini e la ricerca introspettiva dell'autrice. In equilibrio tra sceneggiatura, memoir e meditazione, in Celeste è quasi oltraggioso cercare l'ordine delle cose. In Celeste si trova piuttosto un significato allegorico. L'attesa che la festa finisca è l'unica speranza di certezza e di salvezza mai trovata nell'angelo salvatore del presepe, in troppi affetti fasulli come le statuine e nelle luci natalizie che abbacinano la verità. Elisabetta, vuoi dire qualcosa? Stiamoci che altrimenti impattiamo. No, volevo soltanto ringraziare la giuria e sono molto contenta e molto onorata di questo premio. Grazie. Grazie a te per aver partecipato e complimenti. Adesso passiamo alla proclamazione del vincitore della sezione A, Racconti brevi in lingua italiana. Si aggiudica il primo posto il racconto L'Uturno di Nina, di Maria Deborah Sanna, che scrive da Brugherio, anche se il cognome è decisamente sardo. Giusto? Prego.
C'è Maria Deborah in sala? Eccola, avvicinati, l'abbiamo prego. in sala. Tania, se vuoi dirci le motivazioni e poi passiamo alla premiazione. È un inno alla forza delle donne, dei rapporti umani che salvano e dei ricordi che si fanno memoria per dimenticare, cito dall'opera, tutto ciò che Nina non aveva mai scelto di essere. Scrittura asciutta, affilata ed efficace, il racconto indaga le dinamiche familiari in cui tutti, cito, restano intrappolati al proprio posto anche quando quel posto è sbagliato. Al silenzio asfittico che assorde i rapporti d'amore, Nina oppone il rumore del mare, che è ritorno e rinascita, e ossigena di speranza. Guardò un pezzo di mare dalla vetrata. Non era mai stata felice Ninnedda, ma aveva ancora cose da fare e forse bastava questo. Grazie Tania. Passiamo alla premiazione. Complimenti Maria Deborah. Facciamo la foto. Foto di rito. Sì, ok. Se vuoi dirci qualche cosa. Sì, grazie. Ringrazio la giuria. Come ha detto la Presidente della giuria, io questo l'ho scritto non pensando al premio, ma l'ho scritto per il piacere della scrittura e di raccontare questa storia che è un insieme di memoria e un ritorno di questa donna, Nina, torna ad Olbia, che più che un luogo geografico è un porto dell'anima, e lei riesce a vuole unire con un filo di nostalgia ma anche di pace questa casa di memoria, di infanzia, dove viene accolta. E c'è tutto, ci sono le madri, ci sono le figlie, ci sono le amiche. E quindi è una donna che sceglie di fermarsi e di ascoltare se stessa. Grazie. Si percepisce tutto. Grazie mille Deborah, Maria Deborah, e congratulazioni ancora. Passiamo adesso alla sezione B. Sezione B, che è la sezione di racconti brevi in lingua gallurese e logudorese. Gallurese e logudorese, in quanto Olbia è un crocevia linguistico unico. Qui convivono il gallurese, con la sua musicalità tipica e immediata, a tratti in comune con la lingua corsa, e il logudorese, più solenne e tipico del centro-nord della Sardegna. Due anime che si intrecciano, creando un mosaico di voci e di identità, e che oggi è impreziosito dalla numerosissima presenza di immigrati italiani e stranieri. L'olbiese si distingue per il rispetto verso chi arriva. Chi giunge a Olbia trova accoglienza anche nella lingua, perché la città e i suoi abitanti sanno trasformare la ricchezza linguistica e letteraria in un autentico punto di forza. Tra le opere partecipanti quest'anno, quelle premiate sono Li pomi frissi di Minnanna, Sant'Unna de Malta, Una moita il ricchi, giusto? Ho pronunciato bene? Grazie. Ascoltiamo prima il commento di Eliano Cau sulla sezione e poi passiamo alla proclamazione dei vincitori. Eliano Cau, Sebastiano Cau, noto Eliano, è nato a Neoneli, provincia di Oristano, e vive a Sorgono, provincia di Nuoro, dove ha insegnato lettere in un istituto superiore fino al 2011. Della sua terra ama la natura, la storia e la cultura. È un appassionato studioso del poeta neonelese Bonaventura Licheri. Ha all'attivo numerose pubblicazioni, la prima nel 2000 con Salvure di Oristano, 10 racconti in italiano, facenti parte di Balentias, opera scritta con il fratello Tonino. Nel 2001, sempre per Salvure, esce il suo primo romanzo, Dove vanno le nuvole. Si dedica poi come poeta, presidente e giurato in molti concorsi letterari e di poesia sarda. Ultima in ordine cronologico delle sue numerose pubblicazioni è la silloge di poesia in italiano Amori, pubblicata nel 2024 per Condages. Eliano, se vuoi dirci qualcosa intanto sulla sezione. Sì, dico alcune cose su questa sezione che veramente ci ha impegnato non poco. C'erano dei racconti anche molto lunghi, piccoli, romanzi brevi erano, si può dire.
Devo riconoscere che c'è in tutti i racconti, o in quasi tutti, c'è veramente dell'impegno, una ricerca linguistica, una ricerca stilistica e soprattutto un cercare di rivelare e di cristallizzare un mondo interiore che anche quando si parla di antiche leggende o quando si parla così del passato è sempre presente l'oggi, la quotidianità, che veramente si legge tra le righe. Abbiamo notato anche quanto gli scrittori, coloro che si sono cimentati in questa sezione, veramente abbiano curato in maniera particolare anche la forma, direi, non solo grammaticale e sintattica, ma direi della prosodia complessiva. Siamo rimasti contenti. Ci è costato alla fine cogliere fior da fiore, e però sono emersi alcune motivazioni, ma scusate, alcune, come le abbiamo chiamate, menzioni, e poi il primo, il secondo e il terzo. Credo che tocchi a Paolo leggere la motivazione del terzo e del secondo, e poi, perché credo che siano galluresi. E poi toccherà a me leggere la motivazione del primo. Grazie Eliano. Allora, visto che abbiamo già fatto la scaletta, passiamo alla proclamazione del terzo classificato. Terzo classificato, abbiamo spoilerato, Una Muita, il Ricchi di Ivan Ponzano, che gioca in casa da Olbia. Si sente? Arriva la... Prego Paolo Russo. Stiamo facendo la foto di rito. Paolo Russo. Allora, Una Muita alla Ricci. Racconto ambientato in un preciso contesto storico, quello della peste bubonica portata ad Alghero nel 1652 dalla Spagna con un bastimento e poi ampiamente diffusa in tutta la Sardegna, l'Umalichi Curri. Più tardi debellata per intercessione di Sant'Efisio. L'impotenza della scienza di allora comportava il ricorso alla vidi di Deu, costantemente invocata con litanie miste a suggestioni e credenze. Geromine è il personaggio principale, ex moschettiere dei Tercios di re Filippo di Spagna, scampato alla morte nella celebre sconfitta ad opera dei francesi nella battaglia di Recroix. La sua presenza tra il granito e il cielo di Gallura la vive prevalentemente intanato in un anfranto roccioso. Mal sopporta il tanfo delle cacche di capre e le abitudini dei galluresi dell'agro. In un contesto crudo di vita e di morte avverte un costante sentore che turba e non promette nulla di buono. Una muita il Ricci. Nella narrazione si nota, senza plagio, l'influenza manzoniana, per analogie utilizzate in alcune situazioni. Il respiro a volte va oltre il ritmo del racconto breve, sembra preluda alla stesura di un romanzo. La sintassi è corretta e la scrittura risponde quasi pienamente alla convenzione di lingua gallurese unificata. Alla fine del racconto, forse per l'unica volta, Geromine ammira la meraviglia di un'alba gallurese, così mai sognata. Grazie Paolo. E Ivan, complimenti, congratulazioni. Se vuoi dire qualche cosa. Come no? E tanto in gallurese da poi faccio la traduzione in italiano. Il titolo è Una Muita il Ricchi, una muita e non una muita. Una muita sarebbe un mormorio sommesso nella Ricchi. E io vi ringrazio per l'onore che mi avete fatto. Che condivido con gli amici miei carissimi, che sono la mia famiglia, che sono 15 e qualcuno mi vede pure in a YouTube, e mi piace di seguire iscritti e all'IG. Traduzione. Grande onore per me, che ringrazio la Commissione, ringrazio gli amici presenti che sono a condividere con me questo pezzettino felice della mia piccola vita. Però una piccola precisazione, in realtà il Manzoni non c'entra molto perché attingo dal Manconi, un castigo dei Dios, che è una cronaca
molto molto precisa della peste barocca in Sardegna, quindi tengo prevalentemente da lì e dal Boccaccio per alcune cose. È stato bello, grazie, speriamo di ripetere l'esperienza. Grazie mille Ivan e complimenti ancora. Adesso passiamo alla proclamazione del secondo classificato. L'opera seconda classificata dei racconti brevi in gallurese e logudorese è L'Ipomifrissi di Minnan, di Gianfranco Carrucciu, che scrive da Tempio Pausania. Gianfranco è qui. Mentre arriva, prego. Congratulazioni. Gli occhiali ce li hai gli altri? Non devi leggere. Se vuoi possiamo leggere. Passiamo alla motivazione. A leggere la motivazione. Prego. L'Ipomifrissi di Minnan. L'incipit porta direttamente nel teatro della strada, all'avvio della giornata. È abbastanza rara la descrizione di uno spaccato di vita di paese quando la voce narrante è gallurese. Solitamente è l'ambiente rurale a dominare la scena. La figura del padre dell'autore, che si ferma in piazza per un caffè, ben rappresenta l'appartenenza all'aristocrazia del lavoro di chi, allora, era specializzato nella lavorazione del sughero. Molto efficaci le descrizioni dei rapporti con i compagni d'infanzia, tra condivisioni instancabili di giochi, risse e conciliazioni immediate con l'intervento degli adulti. La visita della nonna era sempre molto apprezzata per le sue effusioni di affetto e per l'atteso e puntuale invito a pranzo. Le sue patate fritte sono più che un pretesto per spostare l'ambientazione del racconto nel breve viaggio a piedi, anticipato dal rito della capriola all'asta di ferro murata nella facciata di uno stabile. Seguono gli incontri della via, quindi la casa della nonna. I rapporti umani impreziosiscono l'essenziale degli ambienti vissuti. L'abito della festa e dell'occasione particolare, insieme al gradito desinare, riempiono gioiosamente il tempo. Al rientro, la solita capriola nel ferro vicino a casa conclude la giornata e il racconto. Lettura scorrevole, frutto di penna esperta, che evidenzia un preciso uso del lessico ed un elegante sviluppo della forma nei ritmi propri del racconto breve. Scrittura rigorosamente secondo la normalizzazione della lingua gallurese. Grazie Paolo. La parola a Gianfranco, che è ospite fisso della premiazione del Premio Letterario Città di Olbia. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Ogni tanto mi capita di essere qui. E niente, ringrazio la giuria per questo riconoscimento. Sinceramente non me l'aspettavo. Dicevo, sinceramente non me l'aspettavo, perché è un raccontino breve. Io solitamente non ne scrivo poesie. Però sono molto soddisfatto anche per la motivazione che coglie, credo, proprio lo spaccato di quegli anni 50 della mia infanzia, insomma, dove c'era la vita di strada, l'upola, la giocata con le biglie. E poi la complicità con Minnan, con mia nonna, che era uno dei punti fissi e fermi nella mia infanzia. Grazie davvero. Congratulazioni. E adesso veniamo alla premiazione del primo premio, alla proclamazione del vincitore della categoria B. Il primo classificato è Sant'Unna de Malta, di Francesco Soggiu, da Oristano. Leggo io la motivazione. Prego. Dobbiamo dire... Prendiamo la targa. Complimenti. Dobbiamo dire che siamo rimasti felicemente colpiti dall'idea originale di questo racconto e anche dalla sua strutturazione. Il racconto Sant'Unna de Malta di Francesco Soggiu di Sedilo, così ben strutturato nella felice alternanza fra ossatura narrativa e dialoghi, è degno, a parere unanime della giuria, di una valutazione massima in ragione di un contenuto solido e originale e di una ricchezza lessicale di raro valore. Ambientato fra le coste del Sinis e il Mediterraneo orientale,
narra la storia e i destini di uno pseudofungo, in realtà un vegetale, che alligna in ambienti palustri e costieri e che, ignorato in Sardegna ma non a Malta, fece la fortuna degli ospitalieri che ne trassero potenti medicinali per commerciarli dovunque. I due luoghi geografici, così distanti eppure simili fra loro, sono le rispettive patrie dei protagonisti, Pallò e Cammedda di Cabras e Francesco De Carris di Malta. Incontratisi e divenuti amici, il primo diverrà, grazie al secondo, anch'egli un cavaliere, avendo tra l'altro imparato le lingue e visitato luoghi e corti di mezza Europa. In virtù di queste considerazioni e del felice connubio fra contenuto e stile, all'opera viene coralmente assegnato il primo premio per la sezione Racconti brevi in gallurese e logudorese. Grazie Eliano. La parola a Francesco Soggiu. No, niente, io non leggerò nulla perché avevo anche scritto l'inizio e la fine del racconto, ma voglio invece dire due cose sul fungo di Malta, che è il Cinomorium coccineum, considerato un fungo fino a qualche secolo fa, che invece è un vegetale, come ha detto Eliano Cau, parassita di altri vegetali che vivono negli ambienti palustri. Uno di quelli è l'asparago di mare, che sicuramente quasi tutti quanti conoscete. Questo vegetale a Malta è diventato simbolo di ricchezza, nel senso che nei secoli dal XVI al XVIII secolo era quello che veniva spacciato in quasi tutte le corti europee, dalle quali veniva pagata a peso d'oro, come panacea per la guarigione da tutti i mali, insomma. Veniva usato per curare le ferite, veniva usato per curare vari malanni, veniva usato addirittura come afrodisiaco. E quindi tutti quanti volevano approfittare di questa cosa e le acquistavano. Inoltre veniva utilizzato negli ospedali di Malta, che in quei secoli erano all'avanguardia nel mondo, dove tutti quanti i maggiorenti europei, i cavalieri feriti che tornavano dalle crociate o i parenti delle corti europee andavano a curarsi. E anche lì la sanità maltese in quel periodo era talmente importante che faceva arricchire la città. Tutto questo è durato fino a quando Napoleone nel 1798 stava andando per la battaglia per combattere in Egitto gli inglesi, non ha conquistato Malta, ha cacciato via i cavalieri di Malta ed è finita anche questo tipo di economia. In Sardegna invece pochissimi conoscono questo vegetale, nonostante sia importante anche nell'attuale medicina, per qualche cosa serve ancora, tant'è vero che viene chiamato con nomi molto volgari e non aveva assolutamente nessun peso, tant'è vero che anche nei paesi costieri, non so se a Olbia, ma nell'Oristanese, a Cabras, a Terralba, eccetera, molti non sanno neanche della sua esistenza. Lo chiamano con nomi molto strani, tipo Cagallon Strantagiu o cose di questo tipo, per non parlare anche di cose ancora più volgari. E nulla, e naturalmente la Sardegna non si è arricchita utilizzando il Cinomorium coccinum, cosa che invece ha fatto Malta. E nonostante questo, poi nel racconto lo dirò che Pallò e Cammedda, il pastorello che prendeva questo fungo, il pescatore che prendeva questo fungo, chiamiamolo così, a calci, successivamente si arricchirà quando ci sarà la carenza di questo fungo a Malta e lui gli fornirà ai maltesi del fungo preso dalla Sardegna. Non aggiungo altro. Grazie a tutti. Ringrazio molto la giuria di aver considerato questo racconto e chiederei a tutti voi di leggerlo, perché comunque è una cosa interessante, o magari se volete anche di documentarvi su che cos'è questo fungo di Malta. Grazie. Grazie Francesco Soggiu, la targa. Grazie mille. Oggi non ci fermiamo, andiamo dritti. Passiamo alla sezione C. Sezione C, Racconti brevi junior. Racconti brevi junior riservata agli autori che hanno fino a 16 anni di età. Sezione sempre molto selettiva. Sono solo 2 le opere meritevoli di premiazione quest'anno.
Le opere sono Il ragazzo della WW2, Seconda Guerra Mondiale, e Paradise Express. Chiediamo alla Presidente Tania Careddu un breve commento sulla sezione. Allora, devo fare una premessa. Le regole del concorso impongono una totale riservatezza sul curriculum degli autori e sui dati anagrafici, per cui noi giurati in tutto questo lavoro di valutazione abbiamo parlato con i testi, per noi hanno parlato i testi. Solo a selezione avvenuta siamo venuti a conoscenza dell'identità degli autori. Ed è stata per me una bella soddisfazione scoprire che i finalisti sono dei giovanissimi, sono forse i più giovani tra tutti i partecipanti, perché Matteo, la fascia di età è 10-16? Sì, fino a 16 anni. Quindi questi sono piccolissimi. Sono ora piccoli. Non so se i nostri autori... Non spoileriamo no, niente ancora. No. Non sono qui, sappiamo se dovrebbero sono in essere sala. qui i due finalisti. E mi poi ci sembra confermano che sono in sala. la loro età, così Certo. vediamo, ma comunque mi ha stupito perché sono giovanissimi, e questo dice e mi fa dire due cose. La prima è che il premio è certamente proposto dalla città, dall'amministrazione comunale, ma sicuramente soprattutto è trovato e accolto dai più piccoli ed è accolto come opportunità di espressione, come modalità di esprimersi. E la seconda è che sono certa che questo tipo di riconoscimenti servono a stimolare anche i coetanei per trovare il coraggio di raccontare la loro bellezza, che ne hanno tantissime, e si vede da queste opere che abbiamo letto, la loro bellezza attraverso le parole e in alcuni casi anche in queste opere attraverso le immagini, perché questi piccoli autori ci hanno regalato anche dei disegni all'interno delle opere. Grazie Tania. Passiamo alla proclamazione dei vincitori. Al secondo posto, secondo classificato della sezione, Paradise Express di Paolo Cabras, che viene da Oristano. Complimenti Paolo. Arriva il premio. Congratulazioni Paolo. Foto. Grazie. Passiamo alla motivazione letta da Tania Careddu. Prego. Con il linguaggio dei sogni affronta delicatamente il tema della morte e del rapporto con la religione. Il racconto Paradise Express è un viaggio dalla terra al cielo, sospinto dalla leggerezza delle parole che scrivono nuvole dove non trovano spazio i mali del mondo. È così? C'è la parola. Ringrazio tutti, ringrazio la giuria. È un argomento che mi affascina da quando sono piccolo, il paradiso. Non sono riuscito mai a trovare delle risposte. Questo racconto è stato quasi un cercare delle risposte tramite idee che avevo da bambino, che ho adesso anche da grande. Grazie mille. Paolo è nato nel 2010, tanto per la cronaca. Complimenti. Vincitore della sezione è il ragazzo della WW2, Seconda Guerra Mondiale, Edoardo Mecacci, l'autore dell'opera, che viene da Selargius. Olbia. Nella scheda c'era scritto Selargius, quindi siete trasferiti da poco? Olbia. Ok. Vieni Prego. da Olbia. Da Olbia. Nell'iscrizione c'era Selargius, giusto? Nei documenti. Complimenti Edoardo. Edoardo, quanti anni hai? Vedi che sei il più piccolino. Della guerra di supereroi, il ragazzo della WW2 esalta il coraggio e la resistenza, uniche armi per liberarsi e liberare, capaci di rivoltare il corso della storia.
Annientare il disumano non è una missione impossibile per il 17enne Christopher Smith, partito per la Seconda Guerra Mondiale e tornato solo dopo aver ucciso Hitler e aperto i cancelli di Auschwitz. Edoardo, dici due parole. Aspetta un attimo. Allora, vorrei ringraziare le mie maestre, anche se non sono qua, perché mi hanno insegnato a... Spostati qui, che altrimenti fischiare il microfono. Ah, ok. Mi hanno insegnato a scrivere le mie maestre, i verbi, me l'hanno insegnati tutti loro, quindi ho avuto una mano. Maestre bravissime. Beh. Ma tu sei stato più bravo ancora. Grazie. Ardo, ma tu sei bravo anche a disegnare, è vero? Hai fatto dei bei disegni. Sì, grazie. Grazie Edoardo. Il premio è il tuo. Con le donazioni. Benissimo, passiamo all'ultima sezione del premio letterario e di poesia Città di Olbia, la sezione D. Abbiamo 5 opere finaliste, 5 opere, 2 menzioni e 3 podi. Okay? La prima opera è Abentu Suliano, io lo leggo in ordine alfabetico, poi passeremo alle premiazioni. Scusatemi la pronuncia, ma non sono bravissimo. Brani di Tandu Incidai, la seconda opera, Dies Isbioridas, la terza, Ordi Vinzu e Unalidu So. È la volta del commento di Paolo Russo per la sezione che vi presento brevemente. È nato a Calangianus, residente a Olbia, da sempre appassionato cultura delle nostre tradizioni, in particolare della poesia tradizionale e di quella attuale in tutte le sue forme e varianti. È socio fondatore della Consulta Intercomunale Gallura, scrive in lingua gallurese, poesie e racconti, ed ha partecipato a diversi concorsi letterari, dove ha raccolto altrettanti riconoscimenti e primi premi. Dal ruolo di concorrente per impegni di vita e professionali è passato al ruolo di giurato. Ha collaborato a diverse giurie di premi letterari e attualmente è ancora impegnato con i premi di Posada, Città di Olbia, Mamoiata e Dorgali. Si definisce un gallurese autentico, nato e cresciuto nello stazio che fu dei suoi avi. Durante la sua crescita lavorativa e culturale rimane legato a quel mondo, agreste, al punto di scegliere come dimora un autentico stazio gallurese. Paolo Russo, ascoltiamo le tue impressioni sulla sezione D. Quando si parla di poesia, la meglio cosa sarebbe stata starsi zitti. Io sono cresciuto nell'epoca in cui la poesia veniva cantata o sul palco o a culto al voco da canzonadori, tant'è che il poeta non si chiama poeta, non si chiama canzonadori, o se no poeta di palco, che si improvvisano. Il contorno era sempre il silenzio, non si sentiva una mosca. La gente ascoltava la poesia e portava a casa quello che la poesia gli aveva trasmesso. Addirittura della poesia cantata in palco io ho conosciuto delle persone, molto da vicino, in quanto parenti stretti, che il giorno dopo, mentre lavoravano, cantavano la gara della sera precedente. Botta risposta di 2 poeti, se la ricordavano per più del 50%. Almeno i tratti più salienti se li ricordavano. La poesia passava come l'acqua nella stoffa nelle persone assorbivano. Non è che adesso manchi la passione per la poesia, quello che manca forse è il rinnovarsi nei giovani. Qua io vedo nei miei ormai quasi 40 anni che faccio parte delle giurie, poeti che ho visto nascere, perché c'erano i grandi di allora che ancora sono grandi e per fortuna ce li abbiamo tutti, e altri che sono diventati poeti esperti, e vedo pochissimi giovani. Però siccome quello che conta non è soltanto l'anagrafe, ma è la poesia di per sé. Anche nei poeti, esperti, quelli maturi, ogni tanto si trova un guizzo giovane. Nel poeta stesso vecchio
Tant'è che dici, ma cantannarà questo poeta? Ma o è maschio o è femmina? Oh, stedi, è poeta e basta. E la poesia è poesia. E non dico di più perché tutto il che dico in più si vuol dire bucarne dall'olore della poesia. Grazie. Grazie Paolo. Grazie mille. Passiamo alla programmazione delle menzioni. Iniziamo dalle menzioni, dalle opere che hanno ricevuto una menzione. Elisabetta, che ci consegna la busta. Aiutami a tirare fuori. Le menzioni sono due, abbiamo detto. La prima è Brani di Tandu in Ciddai, di Antonio Giuseppe Di Rotto, da Castelsardo. Io dico da dove vengono, poi la provenienza a volte coincide, a volte no. Che dico da Castelsardo. Sì. Complimenti a Antonio Giuseppe. Sentiamo la motivazione, l'abbiamo? Di Brani di Tandu in Ciddai, solo primo, il secondo e il terzo. Va bene. Foto di rito. E diciamo due parole. Girare l'attestato. Così. Congratulazioni. Grazie, ho poco da dire. Grazie per questo riconoscimento. E ci sentiamo un'altra volta, magari con un premio migliore. Comunque grazie lo stesso. Scusami. Grazie. Sì, dimmi Paolo. Allora, vogliamo leggere la poesia? No, anche se la motivazione non era prevista per le menzioni. No. Tirotto ha poco da essere motivato perché di motivazioni ne ha letto centinaia. Quasi sempre anche di primi premi, se non di primo premio. Mi limito a dire che ogni mancato premio a Tirotto è una mancata occasione per chi non l'ha premiato. Va bene, dai, grazie Paolo. La seconda menzione speciale della sezione poesie, sezione D, poesie in lingua gallurese e logudorese, va all'opera Un alidu so, di Pier Giuseppe Branca, da Sassari. Facciamo la foto di rito. Grazie. Per me è un onore essere qui, parlo in italiano, insomma, eccezionalmente per far capire anche gli ospiti. È un premio a cui sono legato perché in passato, insomma, ho ricevuto altri riconoscimenti. Sono contento, ringrazio la giuria e anch'io spero di partecipare in futuro, insomma, con esiti migliori. Grazie. Grazie a te. Passiamo adesso alla parte calda della classifica. Terza classificata l'opera Dies Isbioridas di Giangavino Vasco da Bortigali. Complimenti. Arriva la targa, terzo premio. Sì. Leggo la motivazione. Dies Isbioridas, poesia articolata in 4 strofe di versi sciolti, profondi e musicali, affronta 2 antitetiche considerazioni: la certezza della vita trascorsa e il dubbioso e imponderabile cammino ancora da percorrere, l'amara consapevolezza del tempo vissuto e la grigia atmosfera che pervade i giorni residui non sono sufficienti a stroncare nel poeta il seppur fievole alito di speranza che nonostante tutto lo anima, perché, come dice una locuzione in voga oggi, la vita va così, dilaniata fra nostalgia e rimpianto da una parte e una disperata speranza. In virtù della profonda interiorità, della maestria creativa e dell'armonia dei versi, Giangavino Vasco di Bortigali merita indubitabilmente il terzo premio. Congratulazioni. Vogliamo leggere la poesia? Qui. Abbiamo il testo. Allora, io di solito parlo in sardo, ma visto che tutti qua hanno parlato in italiano, dirò quel poco che devo dire lo dirò in italiano, a parte la poesia chiaramente.
Sono molto contento per questo riconoscimento e ringrazio appunto per questo la giuria. Nella motivazione c'è già descritto perfettamente quello che è il contenuto di questa poesia, quindi non è il caso che vi spieghi altro, poi i versi lo spiegano chiaramente anche da soli. Il titolo è Dies Isberidas, giorni scoloriti. E te dias che refagere in costos pagos annos da barra. Son fugidas almutas des olsonios e des alfundamentas aprontadas pos duo venidore. Assosamente il dur che espone il fatto, quando a de notte circa il singaleno e saqueran salganas da ora indromigadas. Dies isbioridas prenan su tempo sto e non va prus colores per pintare flores in sa campura, alas de mariposas e abilones levios in volo. E circas su consolo in benes antigorios, recoltos in calassios preno de esa vida, da esa terra ingollida. Ma no che vode il furiare su tempus, che su vado ti concedi, che su coro ti vedi qualche resumo e gozo, e luce noa. E tanto prova a mirare su quello, in sal notte il funguta d'estio, e pensa che esa terra, di che strazzante muda in sé infinito. Un infinito, garrigo e misterio, in dono dominario de domos disconnotas, uve mundos cuados, y setan signos de ateral vidas. Vida e morte s'attopano in tuttue, ma aumenta chi due, casi il bio, se spadrono dei dies e de annos, mentre sa morte è il mere di una dibbia. Grazie. Grazie mille. Congratulazioni. Al secondo posto della sezione D, poesie in lingua gallurese e logudorese, Ordi Vinzu di Andrea Meleddu da Sorgono. E qui arriva la targa. Congratulazioni. Gira. Ah, così. E questa è la motivazione. Sì. A giudizio unanime della giuria merita il secondo premio la poesia Ordi Vinzu di Andrea Meleddu di Sorgono. Sorretta da agilissimi versi sciolti, propone un misterioso quesito che l'autore rivolge in primo luogo a se stesso. Originale nell'idea e nella forma, si avvale di un particolare costrutto dove l'anafora dà ulteriore pregio a un lessico già ricco, prezioso, musicale e icastico. Quale sarà la risposta sollecitata dal poeta nella chiusa del componimento? Si sadrà masi sortu, miro a tie, narami due a mie. E chi è so? Lo ignoriamo, anche se, leggendone i versi, una risposta potremmo azzardarla. Sarà forse la felicità? Sì, potrebbe essere la felicità celandosi in ogni attesa, in ogni nostra chimera, in ogni flebile alito di speranza. E direi, ma vale soprattutto per i lettori più acuti e sensibili, anche nella lettura di una lirica così pregevole come Ordi Vinzu. Grazie Eleano. Sentiamo Andrea. Buonasera a tutti, m'adeguo 2 euro a parlare in italiano. Grazie alla giuria per questo riconoscimento. Dopo anni che non tornavo al premio di Olbia, ringrazio veramente perché mi sto cominciando adesso ad affacciare alla poesia a verso sciolto. Io, per chi mi conosce, scrivo soprattutto in rima, per via del profondo legame col canto a concurdo e a tenore. Cosa dire? Dopo la motivazione, il contenuto della poesia è azzeccata al 100%.
E niente, grazie. Visto che stiamo avvicinando a Natale, buona Pasqua Manna e buona Pasqua di Natale a tutti. No, poi non dico su voce mio che da piscetta a mano che cominciano. Mi. Ordivinzu. Sosunodi d'un nusco e mandarino de Pasqua de Natale. Tutto un pare tornato in su pensieri, prus latino. So sa che mi desino a sa fidata, a facca de sul mare, con sa sundas, che franca non si sfato. So guda franzonato da sunuda, figlio di una diata disconnotta, ue dotta sa vita si perde de sa gatta, tutto in duna. Una oga de mamma in sa carrera, isparta in cuda era di stadiale, babbo è sghirato gommo, noi stentedas, e tutto su requidos in sa mesa. Non so bento, chi sulla de continuo, con fartas, carottatas d'incantero. A Bento Zuliano. Il sole si ripete nell'eterno risveglio, tra lievi tremolii che danzano in giochi di luci. Il poeta stupisce a tale meraviglia che vede riflessa nello specchio d'un antico treppiede, dove con l'acqua fresca desta e purifica i suoi pensieri. Nasce in lui un soliloquio sublime rivolto all'amata, ancora persa nel sonno. Trattiene il respiro e il suo cuore gioisce in silenzio. Lascia al sole il privilegio di accarezzare l'amata a conclusione dei suoi dolci sogni. Testo emozionante e fruibile nella sua naturale e sincera stesura. Lo specchio che disvela, l'acqua che purifica, i raggi che penetrano le fessure degli infissi segnati dal tempo sono tre incisive metafore che consentono ad un'attenta rilettura di spaziare in un'ampia parte significante. Esempio di padronanza della lingua gallurese che consente e valorizza l'universalità del messaggio poetico in vernacolo. Grazie Paolo per la motivazione. Ascoltiamo Andrea Columbano da Olbia. È doveroso prima di tutto ringraziare la giuria, ma poi vai da in gallurese però. Intanto grazie a tutti per essere intervenuti e soprattutto grazie ai colleghi che mi hanno permesso una volta tanto di fare un gradino in più anch'io, perché dovete sapere che i poeti che avete sentito prima sono di livello eccezionale. Io, per quanto possibile, ho cercato sempre di apprendere qualcosa dalle loro poesie. So uno meglio di l'altro di Langallurese. Detto questo, diciamo che sono un po' emozionato. Ho vinto un'altra volta il primo premio qua, ma quando ancora erano le classifiche separate, cioè c'era la sezione gallurese e la sezione logudorese. Però questo è sicuramente un bel momento e piano piano me la diagudi. A Bento Zuliano. Speri di luci, d'un soli nascenti, tra frondi frementi iocani in un arioso tremoleo. Fantastichi frigori rifletti nello specchio d'un antico treppiedi, illazzalo balconi un dimabbivo cule a frisca. Drommi e notavidi la Bento chi se paldendi, luce umbre isobaddendi, lume cori zitto ridi. Se fendi di, ma non ti sciuto. Vi penserà l'usuli aggraziato asciutatti, culi carigli degli sorrai luminosi, che attraessano a balturi, calpiti dallo tempo. Così, un tebbio calori, scaldarà li tocantegli, finza alla catti comprì, li sonni dolci, chi se vendi. Grazie. Grazie. Grazie a te Andrea Columbano. Premio.
Bene, con questa premiazione abbiamo completato le sezioni del Premio Letterario di Poesia Città di Olbia, 12ª edizione. E se qualcun altro vuole avvicinarsi per una breve commento può farlo, altrimenti chiudiamo qui la serata. Volete dire qualche cosa? Non volete dire qualche cosa? Ringraziamo di cuore allora tutti i presenti, la giuria, gli autori e la città di Olbia che continua a credere nella forza della cultura. Vi do appuntamento alla prossima edizione del Premio Letterario, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Premio Letterario e di Poesia Città di Olbia. Il bando di solito esce in estate, quindi avete tutta l'estate per scrivere, per mandarci le vostre opere, anche chi ci guarda da casa può farlo. E ci vediamo giù per il brindisi e il rinfresco conviviale. Gli autori finalisti si fermino in sala per la rituale foto di rito di gruppo. Va bene? Una cosa prima di chiudere. Diciamo, Eliano. Sì, io vorrei che questo premio questo concorso diventasse uno dei più grandi, dei più rappresentati e rappresentativi della Sardegna. Si può fare un tipo di tam tam un po' come fanno tutti gli altri concorsi. Noi per esempio da poco, la settimana scorsa eravamo a Meana, sono presidente io del rinato premio Saguartina. Hanno scritto in 40, ma veramente è stato fatto tutto in 2 mesi, però bisogna mandare, utilizzare oltre che i sistemi e i mezzi che utilizzate voi, che vanno benissimo, anche il Luigi Ladu, cioè quel sito a cui attingono tutti, basta scrivere. A cui scriviamo, a volte, non riusciamo a farci sentire. Come però non detto. Ci proveremo di Quello nuovo. È uno strumento Quest'anno abbiamo avuto circa 120 partecipanti in tutte le sezioni. Questo era un suggerimento. Sì. Va bene. Grazie Eliano. Grazie Matteo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie e un applauso alla Presidente della Biblioteca, che l'abbiamo tenuta Anna Uccias, un vieni a pochino in salutare. sordina. Non lo conoscevo. Mi sono superato, grazie mille. Appuntamento all'anno prossimo e aspetto le vostre opere. Intanto andiamo giù al rinfresco. La foto di rito con i vincitori. Grazie a tutti, buona serata. Anche da casa, poi gli altri restano qui.